Reali Fabrizio, 3-0, partita perfetta, strappo in classifica, adesso insomma la squadra non può più nascondersi, è la favorita per il girone. E diciamo di sì, anche se guardiamo alla giornata come stiamo facendo da inizio anno. C'è da dire che oggi forse non è stata la partita più brillante che abbiamo disputato da inizio anno, però forse la cosa proprio positiva è che è finita 3-0 per noi, quindi anche questo è un segnale molto molto positivo. Senti, adesso il +6, che cosa sarà importante per voi adesso, soprattutto a livello mentale, no? Sì. Scendere in campo con la Sì. giusta idea che non si è fatto ancora nulla. Esatto, intanto abbiamo preso altri 3 punti fondamentali per la Coppa Italia, che era un obiettivo a cui la società magari puntava a inizio anno. E detto ciò, pensiamo alla prossima trasferta che è Salerno, un campo difficile dove in casa credo che abbiano pareggiato 3 gare importanti contro 3 squadre, come dicevamo, importanti, penso a Isernia e Lido, quindi lunedì mettiamo da parte questa gara e pensiamo a Salerno la prossima.